nel Parlamento oggigiorno cosa succede? Noi votiamo, acquistiamo il prodotto, si chiama prodotto PDL, si chiama prodotto DC, acquistiamo il prodotto presupposto che la TV ci presenta, poi il contenuto di questo contenitore che noi acquistiamo non lo mettiamo noi, perché a Roma, cari signori, non abbiamo mandato nessun deputato noi, ce l'hanno scritto gli altri che andare a Roma, hanno scritto gli altri l'ordine di lista su cui le priorità per andare a Roma, e quindi noi votiamo solo la scatola, il contenitore. Ecco perché noi UDC, perché UDC? Che senso ha votare UDC oggi? Guarda, una domanda che mi sono posto a me stesso, ma la pongo a voi. Perché dovete votare UDC e non votare altri partiti che hanno magari forse più fascino, che presentano meglio, che fanno rimuovere la pancia dalle emozioni, anzi animano le piazze, gridano, alzano il pugno? Perché votare UDC? Se io sono ancora in questo partito e ci sono qui con grande convinzione, prima cosa perché non ho trovato dei migliori. Io mi sono guardato tutto me che sono mancate le offerte, guardate che campagna acquisti non c'è stato a fare il sottoscritto, ho avuto momenti di tensione, non senti, in cui sembrava dovessero scomparire, ma alla fine un partito che non ha regole, un partito dove sei in balia dell'aspetto estetico e non dell'aspetto del contenuto, dove è importante l'immagine, la comunicazione, dove il resto non serve a niente, dove non c'è la democrazia interna che di partecipazione dal basso, ma dove tu sei funzionale all'alto e così non sei più e vieni accantonato da parte. Non è un partito questo. Magari la pensiamo allo stesso modo, abbiamo delle tante cose in comune, nulla vieta a questo, però la politica è partecipazione, è democrazia interna, non è un feudalesimo dove si cava dall'alto l'ordine, dove uno deve per forza obbedire, se è servile, e quel giorno che magari dice ma io francamente la penserei un po' diversamente da lei, rimosso, certo, perché una volta che uno ha libertà di coscienza e di pensiero diventa un disturbatore, il disturbatore non si vede più in lista, non si vede le preferenze, chi si appella? È il capo che ha sempre ragione, non è sicuro.